Buongiorno da Telecolor, nuova edizione di Sicilia 24, questi titoli del giornale. Droga e cellulari all'interno del carcere di Augusta, 11 persone arrestate nell'ambito dell'operazione Alcatraz della Guardia di Finanza, gli stupefacenti nascosti tra i pannolini e i rifiuti per i telefonini utilizzate SIM intestate a clienti inesistenti. L'evoluzione della mafia al tempo dei social, dal covo di Matteo Messina Denaro all'ostentazione su TikTok. I boss utilizzano nuovi linguaggi per comunicare e ostentare il potere criminale. Il caro affitti affligge non solo gli studenti, anche famiglie single in Sicilia si scontrano con un mercato chiuso e con prezzi in crescita. L'affitto di un bilocale a Catania può superare i 600 euro. E ancora emergenza spazzatura in pieno centro a Catania, una famiglia nigeriana imprigionata in casa a San Cristoforo a causa di una discarica abusiva che ostruisce l'ingresso dell'abitazione. Le difficoltà di essere mamma fotografata nel rapporto di Save the Children, Sicilia tra le regioni più in ritardo nell'assistenza alle donne madri. Pallanuoto femminile, l'Orizzonte batte la SIS Roma e il rigore riporta in parità la serie scudetto. In acqua anche la 44enne Tania Di Mario, presidentessa, giocatrice ancora determinante. Ancora buongiorno da Telecolor, avete sentito dai titoli, droga e telefoni cellulari entravano nel carcere di Augusta grazie a detenuti al rientro da permessi premio o nascosti da visitatori in involucri di patatine, succhi di frutta o pannolini, venendo poi recuperati dal contenitore dei rifiuti. 11 gli arresti eseguiti dalla Guardia di Finanza tra la Sicilia, la Calabria e il Friuli, ce ne parla Luca Ciliberti. Droga e telefonini in carcere portati dentro da detenuti al rientro da permessi premio o nascosti da visitatori in involucri di patatine, pannolini per bambini, succhi di frutta poi cestinati in appositi contenitori dei rifiuti da dove venivano successivamente recuperati. Quello svelato oggi nell'operazione Alcatraz della DDA della Procura di Catania condotta dal PM Marcello Sturiale con il coordinamento del procuratore aggiunto Ignazio Fonso era il meccanismo con il quale i detenuti rinchiusi nel carcere di Augusta, nel Siracusano, riuscivano a comunicare tranquillamente con il mondo esterno nonostante il regime di restrizione. Il GICO del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Catania avrebbe sgominato un'organizzazione dedita al traffico di hashish all'interno dell'istituto penitenziario con l'arresto di 11 persone, 9 in carcere e 2 ai domiciliari. Secondo la tesi della Procura di Catania, il sodalizio sarebbe stato promosso, organizzato e coordinato dai detenuti Andrea Marino e Ignazio Ferrante. Il primo, sostiene l'accusa, avrebbe impartito dal carcere direttive a dei complici liberi su quantitativi, tipologia, prezzi e modalità di pagamento della droga, coordinando le successive fasi di introduzione clandestina e cessione ad altri detenuti. Il secondo invece avrebbe curato l'approvvigionamento, il confezionamento, il trasporto e l'ingresso della droga in carcere grazie alla collaborazione di altri 6 complici. A recuperare la droga e i telefonini dai rifiuti in carcere era Ignazio Ferrante, grazie alla sua mansione di addetto alle pulizie. Una volta all'interno del carcere, i due avevano messo in piedi una vera e propria rete di spaccio a favore di clienti detenuti interessati all'acquisto. Il prezzo di un panetto di hashish si sarebbe aggirato intorno a 1.500-2.000 euro. Il pagamento poi sarebbe stato assicurato attraverso accreditamenti su diverse carte PostePay nella disponibilità di 3 donne complici, Clotilde Maranzano, Valentina Romito, rispettivamente madre e compagna di Ignazio Ferrante, e Angela Palazzotto, compagna di Andrea Marino. Alcuni degli indagati risultavano persino percettori del reddito di cittadinanza e per evitare di perdere il sussidio ricaricavano carte di pagamento differenti intestate ad altri intestatari a piede libero. La mafia al tempo dei social, dal covo di Messina Denaro, l'ostentazione su TikTok. I boss dimostrano la capacità di utilizzare i nuovi linguaggi. Lorena Dolci. Dai pizzini a TikTok, dalle teste di cavallo agli emoticon, dalle croci per minacciare ai cuoricini e ai lucchetti per dimostrare coraggio ed omertà. La mafia al tempo dei social adotta linguaggi moderni e si rinnova. Lo dice il rapporto Le mafie nell'era digitale, stilato dalla Fondazione Magna Grecia e presentato nei giorni scorsi. I boss di oggi si muovono con disinvoltura tra i social, un po' capi, un po' influencer, gestendo i flussi finanziari e lanciando i loro messaggi agli affiliati.
Adesso la mafia è diventata sempre di più capace di utilizzare il filtro della manipolazione seduttiva per cercare di esercitare appunto anche una rappresentazione mediatica del mafioso che in qualche modo è forte. Pensate per esempio alla fotografia del padrino in uno dei covi di Messina Denaro. Si fanno vedere le case, le famiglie, i soldi guadagnati con lo spaccio, la vita agli arresti domiciliari, le macchine di lusso. In sintesi si mette in mostra e si ostenta il potere e cambia anche la narrazione giornalistica. Questa distorsione del reale viene enfatizzata a volte anche in maniera inconsapevole da mezzi di comunicazione, soprattutto non italiani, che insistono su alcuni particolari, su quello che possiamo definire il feticismo del dettaglio, che va ad accrescere la curiosità. Pensiamo per esempio a come i social hanno fatto galoppare il rapporto di Messina Denaro con il sesso. I social non sono solo vetrina e immagine, ma anche strumento di comando. Utilizzano la rete internet non solo per comunicare, ma anche per fare atti di apologia, di istigazione, oppure in maniera più subdola, certe volte anche più aperta, per minacciare qualcuno. Soprattutto le nuove generazioni, quelle che noi chiamiamo le generazioni Z, che sono avvezze a un utilizzo molto forte, in particolare dei social. Poi c'è tutta un'attività che noi compiamo. Ecco, mi piace ricordare che la polizia postale è un po' come le volanti che circolano su strada. Guardiamo, sentiamo. E come per ogni influencer si crea anche la comunità di fan che sostengono i valori delle mafie. Se una volta c'era il rito della punciutina per entrare nella famiglia, oggi basta anche un semplice mi piace. Beni per 2 milioni di euro sono stati sequestrati dalla DIA a un imprenditore di Gela ritenuto vicino a Cosa Nostra. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe messo a disposizione dell'associazione mafiosa telefoni cellulari e schede telefoniche intestate a incensurati, totalmente estranei ai contesti criminali, con l'obiettivo di eludere indagini delle forze di polizia. Il sequestro ha riguardato una società con relativo compendio aziendale di beni, 3 quote societarie di partecipazione, immobili e diversi rapporti bancari. Cambiamo argomento, parliamo di caro affitti che non riguarda soltanto gli studenti, anche famiglie e single si scontrano con le difficoltà di un mercato chiuso e con prezzi in crescita. Un bilocale a Catania potrebbe costare anche 600 euro al mese. Lorena Dolci. Non si accampano in tenda come gli studenti universitari, ma anche famiglie single si confrontano con il caro affitti ed un mercato immobiliare difficile. Sebastian cerca da 2 mesi un bilocale a Catania. I bilocali, io cerco questi, sono pochi, a prezzi molto elevati in proporzione ad appartamenti più grandi. E le garanzie che vengono chieste sono tante, busta paga, la fideiussione, alcune volte bancaria. Addirittura un altro garante. Pochi e costosi. Per un bilocale in centro si va da 450 a 600 euro. Con il garage poi il prezzo sale ancora. Molti appartamenti restano chiusi o vengono proposti solo per il mercato turistico. I proprietari attrezzano gli immobili come casa vacanze o come B&B, quindi preferiscono avere la casa libera e guadagnare di più, tra virgolette, e quindi la famiglia normale non riesce a trovare il contratto normale 4+4 o 3+2 se fa quello con gli accordi sindacali. Tra i guadagni più facili e il rischio di inquilini morosi, molti preferiscono tenere le abitazioni chiuse. L'associazione di categoria dei proprietari cerca di fare superare questa diffidenza. Molti proprietari sono resti a dare in locazione proprio perché non si sentono tutelati, c'è carenza di lavoro, c'è carenza di garanzie proprio. Nonostante ci siano tutti gli strumenti per poter usufruire di agevolazioni fiscali. Convenzioni e assicurazioni offrono una tutela ai proprietari che devono scegliere l'inquilino. Spesso l'appartamento viene visto da più persone e poi il proprietario va a selezionare chi è il più meritevole, quindi le difficoltà sono notevoli. Per le categorie più fragili, Confcommercio sta portando avanti un'iniziativa.
Creare delle residenze per anziani e per i giovani, in modo da mettere insieme le generazioni e dare dei fitti agevolati con delle casette deliziose, autonome anche da quanto riguarda i consumi elettrici e di acqua. E a proposito di non solo affitti, che salute vive il mercato immobiliare oggi alla luce dell'impennata dei tassi di interesse con la contrazione degli interventi di efficientamento energetico? Quanto costa una casa in Sicilia? Ne parleremo oggi all'interno di Sicilia 24 Focus con Luca Ciliberti, con il professore di economia Sebastiano Nicolosi e con l'agente immobiliare Nino Nicolosi. Per le vostre segnalazioni potete usare il numero WhatsApp 342 745 5005. La trasmissione sarà anche in streaming sul sito lasiciliaweb.it. Adesso andiamo a Catania, torniamo a Catania, in pieno centro a San Cristoforo è emergenza spazzatura. Una famiglia nigeriana è rimasta imprigionata in una casa a causa di una discarica abusiva che ostruisce l'ingresso dell'abitazione. Non posso uscire di casa perché la spazzatura blocca l'ingresso. Imprigionati dalla spazzatura. Lui è un cittadino nigeriano che da 4 anni vive con la moglie e con il figlio, che ha da poco compiuto 1 anno, in questa palazzina di via Mirabella. Siamo nel quartiere di San Cristoforo a Catania e per chi vive nelle viuzze interne la situazione di degrado e abbandono è ancora più scottante. So most times I have to remove those things, not to complain, then I have to shift them. L'uomo ci racconta che ogni mattina per uscire di casa deve spostare con le proprie mani la spazzatura per far passare la moglie con il bimbo piccolo. Ma questa mattina la sorpresa, oltre alla spazzatura, qualcuno aveva abbandonato anche rifiuti pesanti, carcasse di auto, un sedile, materiale di risulta di probabile provenienza di una carrozzeria meccanica. Mio figlio aveva un appuntamento, ma non può uscire di casa. Ho chiamato la polizia più di 3 ore fa. Le discariche a cielo aperto sono ancora un serio problema della città e a farne le spese spesso sono gli abitanti. Questa famiglia nigeriana vive già un contesto poco salubre. Alle spalle della palazzina, infatti, un prato pieno di eternit e altro materiale abbandonato che diventa terreno fertile per topi, gatti, zanzare. I residenti della zona chiedono l'installazione delle telecamere. Ogni mattina, dicono a microfoni spenti, ci svegliamo con cumuli di spazzatura che la gente viene a buttare qui. Ci fermiamo, c'è la pubblicità e torniamo subito dopo. Seconda parte del telegiornale, Save the Children presenta il rapporto Le equilibriste. Essere mamma in Italia è ancora molto difficile, in Sicilia lo è ancora di più. L'isola si posiziona al terzultimo posto tra le regioni amiche delle mamme, con una contraddizione. Siamo sul podio italiano per numero medio di figli, ma all'ultimo posto per occupazione lavorativa delle mamme. Per l'8º anno consecutivo Save the Children realizza in collaborazione con Ipsos il rapporto Le equilibriste, la maternità in Italia 2023. L'organizzazione internazionale mette nero su bianco la situazione regione per regione delle madri in Italia, equilibriste che si destreggiano tra le molteplici occupazioni a cui sono chiamate ogni giorno: cura della casa, famiglia, lavoro, figli. Se era ben chiaro che il 2022 fosse stato l'anno che ha sancito il minimo storico di nascite in Italia, meno 1,9%, con questi dati è ancora più evidente perché è così difficile essere madri e decidere di avere dei figli in Italia, e ancora di più in Sicilia. Il rapporto contiene il cosiddetto indice delle madri, cioè una speciale classifica delle regioni italiane stilata in base alle condizioni più o meno favorevoli riconosciute alle madri. La Sicilia non è messa bene, si trova al 19° posto della classifica generale. La nostra regione inoltre vive una contraddizione. Siamo sul podio italiano per numero medio di figli, ma all'ultimo posto per occupazione lavorativa delle mamme. In Sicilia è difficile essere madri ed entrare nel mercato del lavoro, in Sicilia è difficile accedere ai servizi per le madri, parliamo dei consultori o ancora delle cure specifiche. C'è una rappresentanza politica che si attesta intorno all'11° posto rispetto a tutte le altre regioni. Se il rinvio della maternità e la bassa fecondità sono frutto di numerose concause, c'è una relazione diretta e positiva tra partecipazione femminile al mercato del lavoro e fecondità. Dove le donne lavorano
lavorano di più, nascono anche più bambini. Bisogna un impegno concreto, reale, che possa garantire a tutte le donne, in special modo alle madri, di poter accedere, poter sviluppare un proprio percorso professionale, eliminando tutte quelle barriere e quelle differenze territoriali che emergono con forza dal rapporto. Dai dati dell'indagine emerge che in Italia una famiglia su 4 con figli è a rischio povertà e l'età in cui le donne diventano madri è sempre più avanti, circa 32 anni, una delle più alte in Europa. E già nel 2019 l'8,9% dei primi parti riguardava madri ultraquarantenni. Lutto nel mondo della cultura siciliana. È morto Gioacchino Lanza Tomasi di Lampedusa, musicologo italiano, esperto di teatro d'opera e del melodramma, direttore onorario dell'istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa dell'omonimo premio letterario. Aveva 89 anni ed è deceduto ieri nella sua casa di Palermo, dove era tornato dopo un ricovero per problemi polmonari e cardiaci all'ospedale Buccheri La Ferla. Nato a Roma, venne adottato dallo scrittore Giuseppe Tomasi di Lampedusa, l'autore celebrato del celebre romanzo del Gattopardo. Ci fermiamo ancora per uno stacco pubblicitario e torniamo con lo sport. Siamo alla pagina dello sport. Il Palermo crede ai play-off. Ieri pomeriggio, nel corso dell'allenamento a porte aperte, è stato travolto dal calore dei suoi tifosi. In circa 3.000 hanno assistito alla seduta di allenamento dei rosanero, che sabato comunque giocheranno a Cagliari. Marco Gulla. Oltre 3.000 tifosi per spingere il Palermo verso la qualificazione ai play-off. Per l'allenamento a porta aperta in cui la squadra di Corini ha giocato un amichevole contro la formazione Under 17, il Barbera è stato preso d'assalto da tantissimi tifosi che hanno caricato la squadra in vista della partita di sabato a Cagliari. Cori, canti e tutta la spinta necessaria per caricare i giocatori in attesa della gara del Santeria. Proprio per questa fondamentale partita il tecnico Corini dovrà rinunciare allo squalificato Brunori. L'idea è quella di sostituirlo con Vido, anche se Corini potrebbe puntare sulla coppia Soleri-Tutino, che quando è stato assente proprio Brunori non ha fatto rimpiangere il 9 rosanero. Gomez appare recuperato, l'ex Manchester City dovrebbe dunque essere arruolabile a Cagliari con Berra e Segre che completeranno il terzetto mediano. Non sta benissimo Nedel Ciauro, in caso di forfait pronto Bettella. Palermo in questo momento al 7° posto e chi, considerata la classifica troppo corta, non può fare calcoli per la qualificazione play-off. Rosanero che poi dopo Cagliari chiuderanno in casa contro il Brescia. Serie C, giorni caldi in casa Messina in attesa del ritorno del payout contro la Gelbison in programma sabato al Francoscoglio. I giallorossi devono ribaltare la sconfitta dell'andata. Alla squadra di Raciti serve una vittoria per evitare la retrocessione in Serie D. È già scattata la prevendita, la società spera nell'apporto dei tifosi per provare l'impresa di restare in C dopo un anno ricco di difficoltà e insidie. Adesso la pallanuoto femminile, l'Orizzonte si regala un'altra serata da incorniciare, batte la SIS Roma ai rigori e mette in equilibrio la serie dello scudetto. Gioca e segna anche Tania Di Mario, presidente e giocatore che ha 44 anni e ancora decisiva. Tonino De Mana. Intramontabile, eterna, infinita. E Tania Di Mario, 44 anni, presidente giocatore, il personaggio copertina dell'Orizzonte Catania che in una vincente gara 2 batte ai rigori la SIS Roma e mette in equilibrio la serie delle finali scudetto di pallanuoto femminile. Ora è 1-1 tra le etnee e le capitoline che si ritroveranno di fronte sabato a Roma per gara 3. Mai banali le sfide tra i due contendenti al tricolore che si esaltano ed esaltano il pubblico sugli spalti della piscina di Nesima. Stupore e ammirazione che decollano quando nel secondo quarto il tecnico Martina Miceli manda in acqua Tania Di Mario, classe 79, oro olimpico ad Atene 2004, compagna di 1000 battaglie nel 7 rosa. Tania sveste così i panni di dirigente, costume e calottina si getta in acqua. L'andamento arbitrale di queste partite, anche la panchina forse nostra un po' ancora troppo inespediente, ci ha portato a pensare che serviva un aiuto. Diciamo che abbiamo pensato che l'aiuto lo potessi dare io, anche bagnata e non solo da vestita. E l'aiuto è arrivato perché dalla scrivania alla vasca e il tuo contributo è stato anche decisivo.
È stato un contributo sicuramente importante come quello di tutti. Queste partite si vincono da squadra, tutti insieme. C'è bisogno della sua esperienza per battere Roma, sempre in vantaggio, eccezione fatta per il primo sigillo della gara firmato dall'australiana Williams. Le capitoline chiudono la terza frazione avanti di 2 gol, ma il bello deve ancora arrivare. In un quarto tempo con ben 12 reti realizzate la SIS conserva il doppio vantaggio sino al 13-11, ma negli ultimi 100 secondi del match Claudia Marletta trova la doppietta che vale il pareggio. Si va ai rigori, lunghissima la serie di trasformazioni, inclusa quella pesantissima di Tania Di Mario che chiude la prima serie. Quanto era pesante quel pallone sul rigore? Ma allora ho pensato, certo non è giusto che se sbaglio io perdiamo, non me lo merito. Però poi ho pensato solo che erano 7 anni che non tiravo rigore, quindi fondamentalmente mi ero riposata. Al 15° tiro dai 5 metri è il portiere rosazzurro Condorelli a salire in cattedra, ipnotizzando il capitano romano Picozzi. Tocca poi al capitano catanese Valeria Palmieri chiudere i conti fissando il risultato sul 21-20 con la trasformazione decisiva che fa esplodere l'entusiasmo del pubblico. Sabato, come detto, si giocherà gara 3 a Roma, gara 4 in programma nuovamente a Nesima mercoledì alle 18. L'eventuale gara 5 si disputerà nella capitale domenica 21 maggio alle 18. Si laurea campione d'Italia chi vince 3 partite. Già è finito, grazie per l'attenzione a tutti, buon pomeriggio.